E andiamo anche a Monserrato, c'è Paolo. Ciao Paolo. Ciao Paolo, Ciao buonasera. Paolo, buonasera bentornato a te. Allora, Paolo là direttamente da Monserrato, ovviamente spazio assolutamente anche a te per una protesta che andrà in scena dopodomani, sabato alle 10:30, Sabato, meglio alle 10:30 tra l'incrocio di Via della Scienza e Via del Redentore. Diciamo che una festa degli alberi centenari, quindi si legge festa, però poi si scrive anche a livello giornalistico protesta perché comunque una parte dei monserratini da tanto tempo si sono scagliati contro comunque l'abbattimento, lo spostamento di 100 alberi. allora, innanzitutto grazie per lo spazio che ci Anzi, stai sì, dici dedicando. anche quanti sono esattamente Eh, gli alberi, perché da 100 anni sì, sì, capire sì, che sì. quanti sono, si parla dei ficus. Allora, noi stiamo portando avanti già da agosto 2022 assieme ai colleghi Fisosano e Luciano Rossetti questa protesta che è sorta. Noi siamo stati semplicemente i promotori, coloro che hanno portato avanti la parola e il verbo dei nostri concittadini affinché la piazza conosciuta come Mercau Becciu tra Via Giulio Cesare e Via del Redentore venga preservata dall'eliminazione dei ficus presenti da 100 anni. Sì, I ficus che andranno spostati barra eliminati comunque dal luogo attuale sono 6 su 10, con ok. l'eliminazione di più di 100 metri quadri di piazzetta per il posizionamento di una rotatoria. Quindi sosteniamo fortemente la causa affinché questo spazio ricco di memoria e di storia nella nostra comunità venga preservato. Abbiamo invitato più volte l'amministrazione a fermarsi e rivedere il progetto tutti insieme. La nostra voce, la voce di 2000 cittadini non è stata ascoltata e quindi abbiamo deciso per sabato mattina a partire dalle 10:30 di fare un incontro pacifico, sottolineo la parola pacifico, tutti insieme faremo questa festa degli alberi in ricordo anche sia degli alberi centenari che anche dei centenari ancora in vita nel nostro territorio, e tutti insieme speriamo di dare un segnale forte e stavolta di essere Ecco ascoltati Paolo, però dall'amministrazione. l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tommaso Lucci, ricordiamo, si è comunque difesa, cioè meglio, ha difeso la bontà, comunque l'utilità di tutto il progetto e insomma andando a memoria ha detto anche comunque tutti gli alberi a prescindere saranno spostati, salvati, adesso insomma giusto per comunque non per fare l'avvocato del diavolo, per dare spazio comunque ovviamente a tutti, voi non siete comunque convinti? Assolutamente no, anche perché ieri si è tenuta una riunione pubblica in un'aula comunale in cui è intervenuto anche l'agronomo che si occuperà dell'espianto e del trapianto di questi Sì. ficus centenari, e lui stesso non ha dato garanzie di attichitura nella nuova sistemazione, giustamente da professionista qual è. Quindi continuiamo a non capire il motivo per cui ci sia questa esigenza di spostare questi alberi centenari. Non c'è stata data una risposta che noi riteniamo soddisfacente, anche perché le motivazioni cambiano ogni volta in base al mutare delle stagioni. Però noi, ripeto, le nostre radici sono ben forti e sosteniamo le nostre radici di Monserratini, ma ancora di più le radici di questi nostri amici ficus. In ultimo, Paolo Lai, gli alberi, ok, perfetto, però poi la questione della rotatoria, lì dal vostro punto di vista, serve oppure no? Assolutamente no, ci sono dei forti contrasti sia da un punto di vista paesaggistico, perché ci troviamo all'interno del centro storico e precisamente all'interno del centro matrice del nostro territorio, e oltretutto ci troviamo all'interno della zona col più alto rischio di vincolo idrogeologico. Quindi la via del Redentore era attraversata da un vecchio fiume e quindi purtroppo quando ci sono state delle bombe d'acqua nel nostro territorio è capitato che la via del Redentore diventasse un fiume. Puoi immaginare, Paolo, cosa potrebbe diventare con un'ulteriore barriera quale sarebbe la rotatoria al centro dell'incrocio. Chiaro, Quindi chiare, diciamo che anzi, cioè le ci, vostre ragioni e le ci motivazioni. sono
Certo, ci sono tanti altri punti di vista che possono essere anche di natura religiosa. L'incrocio tra la Via Giulio Cesare e la Via del Redentore avviene ogni anno per Pasqua, l'incontro tra la Madonna e Gesù Cristo, e quindi con il posizionamento di questa rotatoria non sarebbe neanche più fattibile questa manifestazione. Chiaro, Paolo, allora sabato pomeriggio, anzi sabato mattina, Sabato scusami, alle mattina. 10:30 c'è la manifestazione, appunto la festa degli alberi, dove farete valere ancora una volta le vostre ragioni. Teniamoci in contatto, poi la racconteremo naturalmente anche sul giornale. Un abbraccio, ciao Paolo. Grazie per la disponibilità, ciao Paolo e buon Ciao, proseguimento di grazie a te. serata. Ciao.